Mestre è troppo multietnica, il caso divide famiglie e istituzioni tra accuse e richiami all'integrazione, la scuola diventa terreno di scontro politico. Avviata dalla Procura di Venezia l'inchiesta per capire la dinamica dello scontro che ha causato la morte di Silvio Capuzzo, il pensionato 73enne di Malamocco. Confindustria Veneto ha presentato questa mattina nella sede di via Torino a Mestre il position paper con le richieste per chi sarà eletto alla guida del Veneto. Tensioni interne e polemiche scuotono la comunità musicale dell'Orchestra La Fenice di Venezia e chiede la revoca dell'incarico a direttrice di Beatrice Venezzi, il cui futuro resta incerto. Calcio, domani il Venezia incontra in casa la Spezia, il Liguri in Serie B non riescono a battere 2 volte consecutive i lagunari, calcio d'inizio previsto alle 15. Entrano nel vivo le celebrazioni alpine della sezione Treviso in attesa del raduno di domenica. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito, la scuola primaria Battisti di Mestre diventa un caso cittadino, genitori in rivolta, troppi stranieri italiani costretti ad andarsene, interviene anche il dirigente regionale. Anche noi qua a scuola noi sappiamo parlare italiano, sì, lo sappiamo parlare anche bene, però veniamo un po' esclusi. La frase semplice e diretta arriva da una studentessa delle medie di Mestre, figlia di genitori bengalesi, frequenta la scuola da anni e parla l'italiano senza difficoltà, eppure racconta di sentirsi guardata sempre come la straniera. Non ci accettano, non veniamo sempre accettati, poi non è che sia colpa nostra. Così, dopo il caso scoperchiato da alcuni genitori della primaria Battisti di via Cappuccina, sempre a Mestre, dove con 61 bambini di origine straniera, di cui 11 con cittadinanza italiana e complessivamente con 5 diverse nazionalità rappresentate e un solo bimbo italiano, in città il timore è che la lingua italiana rischi di diventare una lingua minoritaria. Questione che sta generando tensioni, malumori e contrapposizioni. Una classe solo di bambini con background migratorio che non parlano italiano è un problema e ovviamente non è integrazione questa. In mezzo alla bufera si trova ora la dirigente scolastica Michela Manente del comprensivo Caio Giulio Cesare, di cui fa parte la primaria Battisti in questione. A sostenerla il dirigente scolastico regionale Marco Bussetti invita a non trasformare i bambini in bersagli di polemiche. Così anche questo studente italiano: con i miei compagni sto bene, tra noi ci aiutiamo, racconta. Io mi faccio amico con loro, poi non è che sono simpatici e tutto, vabbè, però dico, è un po' troppo fare che tipo i genitori devono spostare i loro figli perché sono italiani e spostare via dai bengalesi, io non la penso così. Dello stesso avviso anche l'assessore alle politiche educative Laura Besio difende il lavoro degli insegnanti e il valore inclusivo della scuola pubblica. Cercherei di capire che valore vogliamo dare alla parola straniero, perché chiaramente ci sono state delle uscite e anche il Consiglio di Istituto credo che sia stato poco, sensibile anche nella comunicazione. Il pubblico ministero ha disposto accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente in via Alberoni in cui ha perso la vita un pensionato di Malamocco, 60 giorni per il deposito della perizia. Si apre l'inchiesta per la morte di Silvio Capuzzo, 60 giorni per capire la verità e fare chiarezza sulla dinamica del drammatico incidente stradale dello scorso 13 settembre al Lido di Venezia, costato la vita a Silvio Capuzzo, pensionato di Malamocco di 74 anni, infermiere in pensione morto sul colpo dopo l'impatto con un altro scooter in via Alberoni all'altezza di via Doge Galla. Il pensionato molto probabilmente stava rincasando. Il pubblico ministero ha disposto a circa 2 settimane dal tragico impatto un accertamento tecnico non ripetibile che segna l'apertura dell'inchiesta giudiziaria. L'altro motociclista coinvolto e sopravvissuto allo schianto è indagato per omicidio colposo ed è assistito dall'avvocato Augusto Palese che spiega. In relazione al tragico incidente, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, dottor Andrea Petroni, ha ritenuto di disporre accertamento tecnico non ripetibile ex articolo 360 del Codice di procedura penale per capire la dinamica del sinistro
e le cause tecniche dell'incidente. Inizia ora con la prima udienza il procedimento legale. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale del Lido di Venezia. La vittima, 25 anni fa, aveva dovuto affrontare un altro tragico lutto, la morte del figlio Michele, anche lui a causa di un incidente stradale in moto al Lido di Venezia. Il termine per l'esecuzione degli accertamenti è stato fissato in 60 giorni e all'esito degli stessi il pubblico ministero potrà assumere le proprie determinazioni. La famiglia di Silvio Capuzzo si è affidata all'avvocato Renato Alberini. Anche Confindustria Veneto ha presentato questa mattina nella sede di Via Torino a Mestre il position paper con le richieste per chi sarà eletto alla guida del Veneto. Io credo che ancora di più ci sia necessità di un dialogo sull'economia reale e che ci sia questo appunto sguardo in avanti per poter mitigare gli effetti negativi di queste incertezze che normalmente ci sono, ma che possa appunto portare a delle soluzioni condivise e a delle programmazioni condivise. Confindustria Veneto ha presentato il position paper con un messaggio per chi guiderà il Veneto una volta eletto alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Il documento vuole essere un invito al confronto, alla costruzione condivisa di una nuova agenda industriale e regionale, mirata a rafforzare la competitività, la sostenibilità e l'attrattività del Veneto, evitando il rischio di una crescente marginalizzazione rispetto ai grandi poli globali dell'innovazione, della finanza e delle competenze avanzate. Molte le tematiche sul piatto, dal lavoro all'ambiente, dalla ricerca all'ambito sanitario. Oltre al presidente, infatti, alla conferenza di presentazione era presente la squadra composta dagli advisor degli ambiti tematici e dai coordinatori settoriali di Confindustria Veneto. Qualsiasi regione, macro regione, stato nel mondo che ha un'autonomia energetica ha una competitività maggiore dal punto di vista delle imprese. Vedere il Veneto che non è ancora riuscito a sviluppare con tutte le risorse imprenditoriali che ha e il territorio che ha una maggiore indipendenza energetica è un vero peccato. Speriamo con la nuova amministrazione di riuscire a sviluppare un dialogo per poter accelerare questo tipo di deficit o questo tipo di produzione interna che può ancora dare molto al territorio. Anche in ambito sanitario, soprattutto per evitare la fuga di cervelli, sono molti gli aspetti su cui puntare. Sulla ricerca, sullo sviluppo, sulla digitalizzazione, su investimenti da condividere con le istituzioni. Quindi deve essere fatto un lavoro a partire dalle scuole. Quindi l'istruzione deve nascere da lì per poi continuare con l'università e quindi una grande sinergia tra le strutture private accreditate del territorio e le istituzioni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del governo alla famiglia dell'operatore umanitario italiano che ha potuto ricevere una visita del capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre. La Premier, si legge in una nota, ha confermato alla signora Colusso Trentini la grande attenzione con cui il governo segue la vicenda e il suo massimo impegno attraverso tutte le strade praticabili per un esito positivo. E sta facendo discutere la nomina di Beatrice Venezia, direttore musicale del Teatro La Fenice, non solo per la pioggia di commenti negativi sui social del teatro e le accuse a mezzo stampa dell'ex sovrintendente Chiarot. Anche l'orchestra non ha gradito e ha inviato una lettera al Vitriolo, alla direzione, chiedendo di revocare immediatamente l'incarico. Abbiamo appreso esclusivamente tramite la stampa della sua decisione, si legge nella lettera diretta alla sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, in palese contrasto con le sue dichiarazioni pubbliche e con quanto da lei riferito negli incontri con le rappresentanze sindacali. Si tratta di un atto che mina profondamente la fiducia che i professori d'orchestra avevano riposto nella sua parola e nella sua capacità di guida trasparente dell'istituzione. In queste ore la replica di Colabianchi: non mi spiego questa rigidità incomprensibile, non sia dettata da quali motivi, oltre ad essere un maestro bravissimo, continua, è giovane e donna e può consentire alla Fenice di tratteggiare percorsi nuovi e di attrazione per i giovani. Anche in Laguna è vivo e presente il ricordo della grande attrice Claudia Cardinale, funerali a Parigi.
Saranno celebrati a Parigi in forma pubblica proprio per consentire a tutti i suoi fans e al suo pubblico di poter rendere omaggio i funerali di Claudia Cardinale, l'attrice icona del cinema italiano nel mondo, scomparsa martedì all'età di 87 anni e legata in maniera indissolubile e profonda alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che nel 1993 le ha conferito il meritatissimo Leone d'Oro alla carriera con un'ovazione, protagonista tra l'altro del film Leone d'Oro Varie stelle dell'Orsa nel 1965 di Luchino Visconti. La data delle esequie non è ancora stata fissata. Così la ricorda oggi al telefono il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Claudia Cardinale è stata, insieme a Sofia Loren, l'icona più importante, rappresentativa e sintomatica del cinema italiano, del grande cinema italiano del secondo dopoguerra. Una delle pochissime attrici capaci di interpretare ruoli a livello internazionale, di imporsi anche nel cinema americano, amata, rispettata, adorata in tutto il mondo come pochissime altre attrici italiane. Il direttore consiglia le letture di un libro. Lei, che ancor prima di calcare il tappeto rosso, arrivò a Lido per la prima volta giovanissima nel 1957 per partecipare a un concorso di bellezza. Era talmente poco, consona rispetto agli schemi dell'epoca che si permise persino di rifiutare le avance di Alain Delon. Orgoglio, indipendenza, originalità, insieme alle sue grandi doti fanno di Claudia Cardinale una delle attrici più straordinarie del cinema italiano della seconda metà del Novecento. Domani pomeriggio alle 15 gli arancio-nero-verdi ricevono la Spezia a Sant'Elena con l'obiettivo di riprendere la marcia nel campionato di Serie B. Quinta giornata del campionato di Serie B, il Venezia Football Club ospita lo Spezia al Pierluigi Penzo di Sant'Elena. Gli arancio-nero-verdi hanno preso una bella boccata d'ossigeno e carica dopo la vittoria di prestigio ai calci di rigore nel derby contro il Verona di mercoledì, che li ha proiettati con le grandi, unica squadra di Serie B ad aver passato il turno, agli ottavi di Coppa Italia. Ma i ragazzi di Stroppa devono anche riscattare il passo falso nell'ultimo turno di campionato contro il Cesena. Insomma, la gara è già un bivio importante della stagione, così mister Giovanni Stroppa nel video del canale ufficiale del Venezia FC. Azzerare gli errori significherebbe portare già dalla nostra parte un modo di poter interpretare meglio la partita, anche perché poi la squadra è un peccato non abbia raccolto quello che poi meritava per quello che stava esprimendo sia col Cesena che con il Pescara. Quindi assolutamente limare gli errori, dopodiché fare quello che sappiamo fare e al meglio. Affrontiamo una squadra fortissima che comunque ha fatto la finale playoff l'anno scorso. Continua dunque un periodo intenso per gli arancio-nero-verdi che martedì torneranno di nuovo in campo a Palermo per il campionato e ritroveranno da avversari Ioronen e poi Amparo. Io devo dire che la squadra si allena benissimo, la squadra è bella proprio trovarla nel quotidiano, negli allenamenti. È chiaro che bisogna spingere di più, non possiamo pensare che le cose arrivino, bisogna andarle a prendere le cose. Quindi la partita, il risultato, l'episodio, non ci si può, non possiamo avere delle pause. In questo momento mi sembra che la squadra è ancora in costruzione, visto che a sprazzi ha mostrato cose bellissime, ma purtroppo ci sono stati degli episodi che ci ha fatto perdere della strada che, ripeto, questa squadra non merita. Parte ufficialmente stasera il fine settimana dedicato agli alpini della sezione di Treviso in attesa del clou di domenica con il raduno e lo sfilamento a Montebelluna. E questa era l'ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.